Oggi è una giornata che ha dell'incredibile, perché non avremmo mai pensato di dover transumare, cioè portare a casa le vacche dall'alpeggio ai primi di agosto. Ma ahimè la siccità sta colpendo veramente forte, ci ritroviamo in un punto tale in cui non c'è più erba a disposizione per i nostri animali, le pozze di abbeveraggio sono asciutte. Davide ha deciso, si scende a valle e la sua stagione dell'alpeggio finirà ai primi di agosto invece che a San Matteo, come da tradizione. Ma Malga Serona probabilmente sarà solo la prima struttura dell'altopiano a fare questa scelta difficile, per molti versi drammatica, legata alla siccità che sta rendendo inospitale il territorio per l'allevamento. Malga Serona è la malga più meridionale dell'altopiano e tra l'altro il pascolo è anche abbastanza scabroso, ma vedete il cotico com'è completamente bruciato. Purtroppo le piogge di questi giorni ci hanno schivato e ahimè giunti a questo momento con l'erba bruciata anche probabilmente una grande pioggia non riuscirebbe più a riportare il ricaccio. Il ricaccio sarebbe la ricrescita del cotico erboso nel pascolo. Tutto sta cambiando troppo velocemente e anche il mondo dell'alpeggio dovrà prendere decisioni importanti nel prossimo futuro. Ci confrontiamo con un cambiamento climatico importantissimo e questo ci dovrà portare a ripensare il modo di gestire l'alpeggio, ripensare il modo di tutelare il nostro ambiente. La crisi causata dalla siccità non riguarda solo l'alpeggio, ma avrà ricadute disastrose anche giù, in pianura. Il problema non è più solo in Malga, pensate a che danno è per noi a livello economico dover prendere gli animali e riportarli a casa in questo momento in cui la siccità colpisce anche in pianura e ahimè il fieno è poco, il costo delle materie prime è altissimo e prevediamo che sarà un inverno veramente complicato. E così il vivace, colorato, chiassoso rito della transumanza che fra settembre e ottobre anima le strade che scendono dalle terre alte del Veneto rischia di finire silenziato dal mondo che cambia. Dalla tradizione a ricordo il passo è davvero molto breve.